Qui ci troviamo nel paese di Bovolone, in provincia di Verona. Questa è l'unica tratta delle Ferrovie dello Stato che da Rovigo raggiunge Verona ed è l'unica che si ferma a Bovolone. Lo fa in una stazione completamente abbandonata e cadente, ormai ridotta in questo stato. Come potete vedere dalle immagini, qui non funziona nulla. Non cercate biglietteria, non cercate sale d'attesa o tantomeno servizi. Qui tutto è in rovina. Non so come il comune di Bovolone possa lasciare in questo stato così pericoloso una stazione con 30.000 abitanti, dove è impossibile viaggiare. Pensate che non ci sono telecamere di videosorveglianza, chiunque può stare sui binari rischiando ogni volta il peggio, sporcizia dappertutto, i ragazzini il mattino per andare nella città di Verona a studiare o comunque per lavorare sono costretti a viaggiare in un corvoglio chiamato Littorina, risalente al fascismo, 2 vagoni praticamente antichi e sporchi, tanto che la maggior parte non utilizza più le ferrovie dello Stato ma il pullman della MT. Questo è l'esempio di come è ridotta la nostra Italia. Dicono che al sud sono messi male, ma anche al nord abbiamo le nostre, come potete vedere. La bufala è che il biglietto lo potete fare solamente in treno dal controllore e vi costerà 3,30 € per 30 km ed arrivare nella città di Verona. Io mi chiedo come il comune possa lasciare una cosa così, un'abitazione così pericolosa in questo stato, dove sembra d'essere nel terzo mondo. Guardate le immagini, è una cosa vergognosa. Per cui qualcuno, o le Ferrovie dello Stato o il sindaco di Bovolone, se può dirci qualcosa, perché è una cosa vergognosa. Guardate, sporcizia dappertutto, arriva la nostra Littorina col suo vagone vecchio e sporco, pensate, e questa è la ricevuta appunto per 2 persone di 6,60 € per questo viaggio veramente che sembra d'essere negli anni 40.